Bimbi Grandi oggi vi porta un nuovo personaggio, a Max Bazzana. Sempre io, esatto. È il solito, ma il nuovo personaggio è Andrea Nardin. Ciao a tutti. Ciao Andrea, tu fai parte del gruppo Ramingo Teatro, no? Sì. Raccontaci qualcosa del tuo gruppo. Ma è un'associazione recente, ha un anno di vita, come sede a Santa Lucia di Piave, che è qui vicino. E ci siamo messi in moto da poco. Purtroppo abbiamo fatto la prima del mio spettacolo Vertigini oltremare il 22 febbraio e il giorno dopo si è chiuso il teatro in tutto il paese, per cui siamo riusciti a farla prima. Me l'aveva detto il suo sindaco, sai? Sì, no. Sì, mi aveva messo sull'avviso, è per quello che ero un po' in dubbio se farlo venire oggi o no. Ma ho dato tutto in mano all'avvocato, sta seguendo lui le pratiche. E per cui insomma siamo stati fermi e poi abbiamo ripreso con altre associazioni qui di Conegliano qualcosa in estate in collaborazione con un bed and breakfast di Santa Lucia che ci ha concesso il suo giardino, che è Borgo Conti, di cui ringrazio la disponibilità, e abbiamo fatto qualche serata in modo da poter riabbracciare un po' il pubblico e insomma far ripartire un po' questa cultura. Voi due, parlatemi un po' di cosa state vivendo voi in questo momento. Non potete fare spettacoli, non potete dimostrare la vostra capacità, la vostra arte, far divertire i bambini, ma vi sembra giusta una cosa del genere? Beh, allora, oddio, anche questa è una domanda delle 100 pistole, oddio, con una pandemia è un po' difficile. Allora, sì, innanzitutto, come dire, sì, il mondo dell'arte, perlomeno per quanto riguarda l'arte performativa, cioè quella che fa sì che qualcuno faccia e qualcun altro assista o comunque si riesca a relazionarsi in qualche modo, è completamente fermo, se non con piccole e sporadiche uscite. Fare arte o fare spettacoli nel mondo del teatro ragazzi è, come dire, un modo anche per educarli, per passare dei contenuti e dar modo appunto ai ragazzi di crescere in maniera anche armoniosa. Però vero è che se siamo qui è anche perché io e il caro Andrea durante il lockdown ci siamo inventati delle cose da fare online, una piccola trasmissioncina interattiva, nel senso che i ragazzi, i bambini poi hanno cominciato a scriverci e a fare delle cose online con noi ed è stato, diciamo, un modo nuovo, ovviamente che non può sostituire la realtà di fare spettacoli, di essere con i ragazzi e di fare laboratori, però insomma ci ha fatto sentire sia noi come artisti sia noi in quanto educatori, operatori con i bambini uniti e vicini, insomma, quindi è stato un momento molto importante. Fra l'altro ho un piccolo assaggio di quello che abbiamo fatto in video, se voi lo mandiamo. No, però prima c'è sempre. Noi abbiamo bisogno di ricordare i nostri amici e abbiamo Alberto di Cadelpoggio dove il Prosecco incontra il mare. Prima o dopo vi devo portare, come dovevo portare la Martina al ferro battuto, vi porterò lassù. Basta che porti il Prosecco qua. Potremmo anche portare il Prosecco qua, però Alberto di Cadelpoggio, poi abbiamo il ferro battuto di Andrea Valdemarca, e questi sono due pezzi straordinari che possono dare la sensazione di qual è l'arte, di come si può portare l'arte battendo il ferro caldo. E fare questo mestiere oggi, fare l'artigiano di questo tipo è difficile, ce ne sono pochi, questo è veramente fantastico. Poi abbiamo naturalmente i bibanesi che piacciono tanto ad Andrea, poi abbiamo naturalmente un importante sponsor che è la CNA con Confederazione Nazionale Artigiani, della quale è presidente Severino Dalbò, che ci fa l'onore di sostenere questa
bellissima trasmissione propedeutica al risorgimento, chiamiamolo così perché è un risorgimento, vogliamo far risorgere nella gioia i bambini, farli di nuovo gioire. Bene, vai pure avanti te. No, dicevo che mi viene da ridere, vai avanti. Ecco, è bene. Allora, no, dicevo semplicemente abbiamo questo piccolo video che, come dire, è l'introduzione della nostra trasmissione, quindi lo manderei direttamente senza aggiungere altro. E rieccoci qua, nuovamente in Eccoci diretta. qua. Ciao caro Ciao. Andrea, come andiamo? Com'è stata questa settimana? Questa settimana di fase 2 Bene, com'è andata? Fase 2 e mezzo quasi, dai. Sprizza il bar. Ah, tu Si sei uno di comincia. quelli che sono andati in giro senza mascherina. No, spero. No. Ah, ecco, bella. Ce l'ho. Ce l'hai, Ce l'ho. l'hai. Ok, Sì. ecco. Ok. Manca mai che arrivino durante la diretta. Sì. Ecco. Questa era un po' l'atmosfera che abbiamo un po' respirato, creato insieme, insomma è solo un piccolo assaggio. Volendo potete andare sul sito, su YouTube, sul canale YouTube A Un Metro da Voi, oppure sul gruppo Facebook A Un Metro da Voi, e lì trovate tutte le varie puntate. In queste puntate ci siamo, fra virgolette, inventati un gioco, perché è una cosa che già esisteva, però grazie a un'idea che adesso Andrea racconterà, insomma, abbiamo creato questo momento insieme con i bambini. Ecco, allora bambini, scusate, fate attenzione perché questi due sono due folli. Prima, non due fogli, non due fogli, due folli. Perché prima si sono spostati i fogli, no? Uno con l'altro, certamente ha fatto una confusione bestiale, perché adesso voglio vedere cosa portate avanti adesso. A voi! Bene. No, se vuoi raccontare un Sì, come... allora è nato tutto con l'idea di far giocare i bambini con dei giocattoli che sono le parole. Le parole sono dei giocattoli incredibili, per cui ho iniziato facendomi dare 5 parole ed io con quelle 5 parole creavo delle filastrocche. Poi con Max abbiamo detto: ma perché non diamo noi le 5 parole ai bambini e loro prendono questi giocattoli e si inventano un gioco? E così abbiamo cominciato e c'è stata una bella risposta sia di piccoli che di grandi, devo dire. Hanno cominciato e quindi ci sembrava, in un periodo un po' così di segregazione forzata, creare questo rapporto giocoso con la lingua e la musica, perché poi leggendo i testi nella trasmissione Max faceva sottofondo musicale a tema a seconda della filastrocca che i bambini ci regalavano. E a seconda anche delle richieste delle signore qua, insomma, Sì. non improvvisare in maniera così estemporanea. Portare uno strumento, no? Hai visto che c'è quel pianoforte che si arrotola, si porta via con la borsa adesso? Certo. Ma non sono pagato abbastanza. Anche no, avrei fatto Regia, prendete nota. Avrei fatto ammattire i tecnici per montare l'attrezzatura, quindi non era il caso. Però abbiamo portato oggi, più che contributi video, insomma, un po' di cose Giochi che ci hanno regalato i bimbi. Io partirei, caro Posso Bruno. giocare anch'io, sì. Sì, Vabbè, volendo, dopo, sì. adesso- Dopo, magari diamo tempo al tempo, insomma. E siccome Bruno chiede spesso nelle ultime trasmissioni delle battute, caro Bruno, qua abbiamo avuto la fortuna di avere una sorta di VIP, perché alcuni bambini di trasmissione in trasmissione si sono affezionati e hanno cominciato a mandarci materiale. Tra questi il nostro Elia, che ormai è diventato un
come dire, un monolite nel nostro pensiero. Soprannominato The British. The British, perché praticamente lui, con le parole che noi davamo di volta in volta, prendeva delle freddure, le ricostruiva e ce le rimandava. Quindi noi abbiamo una serie di cose divertenti, con un umorismo molto british, che adesso pian pianino durante questa trasmissione vi leggeremo. Partirei dalla prima, andiamo? Vai, Max. Allora, due strumenti musicali, un violino e una chitarra, si incontrano. Uno dice all'altro: anche tu sei giù di corda? Ma qui ci va la risata. E qui c'è la risata. No, ma siccome sono anche battute così freddure, ci vuole anche un po' di freddo dopo. È un humor inglese, È un per humor questo lo abbiamo inglese, soprannominato The British. Ok, vai con l'altra che... Un tarlo si incontra su un mobile con una tarma. Il tarlo chiede gentilmente alla tarma: possiamo tarlare? Di Alberto Noris, una fine divertente. C'era una volta una giuggiola che amava suonare il flauto, ma aveva un problema: non riusciva a fare una puzzetta da un anno. Un giorno stava suonando allegramente, ma a un certo punto il flauto si bloccò e, soffiando per sbloccarlo, le uscì una puzzetta. La puzzetta si trasformò in un tornado enorme e fortissimo e due spartiti che erano sulle Gio si impaurirono. Jingle Bell si rifugiò sotto il pianoforte, invece Pentaprisma restò coraggiosamente lì, ma il tornado lo risucchiò e morì. Infine Jingle Bell organizzò il suo funerale con gli altri spartiti e gli costruì una bara a forma di capibara. E questa è la prima storia, sì. Bella, direi bella. È surreale, la cosa bella è che è nata appunto dalla fantasia di un bambino, di un ragazzino, insomma, utilizzando appunto 5 parole. Per Jingle Bell. Jingle Bell. Come non dolersi del nostro Jingle No, Bell. mi dispiace per Jingle Bell che ha dovuto andare a cercare il capibara. Sì, esatto. Ed è molto difficile trovarne uno. Madonna, in questa stagione poi, insomma... Però dicono stia arrivando forse. Stia arrivando. Si mormora. Bene, Si mormora. allora sul capibara vediamo poi che cos'è il capibara. E andiamo a vedere i nostri amici invece, andiamo da loro. Si riparte e adesso direi di leggere altre due freddure del nostro Elia.
e poi leggere un'altra storia che abbiamo raccolto durante il periodo di lockdown. Ma che cosa sono le freddure? Abbi pazienza. Le freddure sono delle È un umorismo molto, come dire, cotto e mangiato così. lo dice la parola, no? Che invece di farti sbellicare, fanno un po' freddo. Ti lasciano Rimani un po' lì. così. Ti fanno sorridere, no? A volte dipende un po' dall'attitudine a queste cose, insomma. E poi dopo un po' ci pensi e ti metti a ridere. E ti metti a ridere, insomma, ti scaldi pian piano. Andrea, insomma, no? vai Andrea. Vado. Vai, la vai, prima la faccio io, ma lui- tanto uguale. Max. Piace perché- partire, a lui piace Va partire. bene. Dove sei stato ultimamente? Eh? Ti piace partire? Dove sei stato ultimamente? Dove sono stato ultimamente? Sono stato. Dai, sei partito dalla camera e sei arrivato in salotto, non ti salotto, ricordi? sì, Madonna, per poi- Nel lockdown, addirittura in cucina, ma in cucina è e quando- camera. Col monopattino? Un viaggio Sì, incredibile. sì, no, in cucina, però quando avevo il foglio quello che si doveva utilizzare per spostarsi. Comunque, andiamo avanti. Allora, qual è la reazione dello spazio arrabbiato? Qual è? Avere le lune di Giove che girano per la testa. Ecco, questa è una freddura che più freddo non si può. Prego, vai. Una caramella dice al suo innamorato ripieno di croccante: come sei dolce. Ah, qui ce n'è una io. Ecco, questa è carina. Attenzione, attenzione, attenzione. Elia, c'è qualcuno che ti può battere. Ma fermo, qui ce n'è una io. Non mi muovo. Ho scritto una lettera alla mia fidanzata che si chiamava Mella. Cara Mella, ti scrivo perché sei la ragazza più dolce del mondo. Ok, Basta, finisce là. finiscela. Beh, questo proprio. La ragazza più bella ed era in rima. Io attaccate il riscaldamento per cortesia. Ok, va bene. Caramella. Caramella, Sì, sì, quanto sì, sei bella. È bello anche che la spiega, no? Perché è importante. Allora, io passerei invece alla prossima storia che legge il nostro buon Andrea, che si chiama Il tarlo rosicchio. E qua abbiamo anche le parole sottolineate, fortunatamente. Le parole che quella settimana avevamo trovato insieme ai ragazzi erano tarlo, croccante, spazio, violino e innamorarsi. Tra l'altro questa è una storia a quattro mani. Ah sì, perché sono due bimbi. Sì. sono due Angelo e Viola Barbieri. Esatto, loro hanno scritto a quattro mani questa storia e mi viene da dire per i bimbi che ci stanno ascoltando, per i genitori che ci stanno ascoltando, provate magari anche con le stesse parole a fargli comporre qualche testo letterario simpatico, insomma quello A che giocare. vogliono, insomma, A giocare con questi Il termine giocattoli. giusto è questo. Bene, vai con la storia. Il tarlo rosicchio. C'era una volta un tarlo di nome Rosicchio, che viveva tutto solo ed un po' triste in un'antica villa abbandonata. Non avendo di meglio da fare, trascorreva le sue giornate smangiucchiando avidamente il legno dei pavimenti, delle porte, delle finestre e quello bello croccante dei mobili. Così facendo era diventato un tarlo cicciottello e aveva distrutto interamente un piano della villa. Iniziò allora ad esplorare nuove stanze della casa in cerca di cibo e si imbatté in uno strano, enorme mobile che occupava quasi tutto lo spazio della sala dove si trovava. Quel mobile aveva degli appetitosi tasti bianchi e neri, tutti di legno, così Rosicchio, con la bava alla bocca, ci saltò sopra per papparseli. Ma non appena posò le zampette sul tasto, questo franò sotto di lui e un suono fortissimo fece vibrare l'intero mobile. Do. Lo spavento fu così grande che Rosicchio fece un balzo e finì su un tasto accanto. Re. Di nuovo il suono assordante fece sobbalzare il povero tarlo, che così, un po' alla volta, saltò su tutti i tasti bianchi e poi, avendoci preso gusto, anche su quelli neri. Disturbato dal baccano, un ragno fece capolino dalla custodia di un vecchio violino. «Mamma mia, come suoni male!» disse. «E tu chi sei?» rispose Rosicchio. «Pensavo di essere solo in questa casa». «Io sono la ragna bemolle, maestra di musica e violinista, e penso che tu abbia bisogno del mio aiuto».
Così bemolle insegnò a Rosicchio a suonare il pianoforte e i due divennero amici. Iniziarono a passare le giornate e le serate chiacchierando e suonando, lui il piano e lei il violino. E sapete una cosa? Finirono per innamorarsi. E ancora oggi, se passate accanto alla vecchia villa abbandonata, potete sentir risuonare le note d'amore di quei due. Bella, questa è molto molto bella, molto bella. Questo Mi piace, è mi per piace. far capire che insomma ci sono arrivati giochi di vario genere, Assolutamente. partendo dagli stestsi giocattoli, con le Esatto. 5 parole, insomma, e quindi invitiamo anche a casa a giocare. Ecco. Così ci mandate i contenuti e noi poi li Che mandiamo. le parole altro non sono che suoni, no? Esatto. Maestro Max. Assolutamente, come si dice nella trasmissione della Prima di musica. mandare i nostri amici, ce l'hai un'altra battuta? Sì, ne dico una veloce. Veloce. Sempre del nostro Elia. Qual è l'email per un lottatore? Qual è? Mo? Vado, Vai. finiamoci. Ti faccio mail @gmail.com. E con questa manderei gli sponsor Vai. che si ritireranno. Secondo voi abbiamo qualcos'altro da raccontare oggi o salutiamo? Ma io direi che ci teniamo alcune cose per le prossime volte, perché Sì. Andrea ci sarà anche le prossime puntate, e io direi di salutare con le battute di Elia, che è diventato ormai un must. Penso Inchiodiamo il pubblico Inchiudiamo là, il così. pubblico là, così o spegne o no. Allora, io direi con la prima freddura delle ultime di Elia, qual è il dolce preferito del sollievo? Questo è facile, dai. Il tiramisù. Lo sapevo. Vedi. Vai. Due venti, il vento del nord e il maestrale, si incontrano e uno dice all'altro: ciao, anche tu sei tornado? Simpatica, dai. Questa non è male. Vai, un pentaprisma dice ad un triangolo. Mi presti la bici? Il triangolo risponde: qui non ce l'ho. E il pentaprisma chiede. E a casa? E il triangolo risponde: tutti bene, grazie. E con questo io vi ringrazio veramente, perché abbiamo comunque fatto una trasmissione che penso dia una certa serenità ai bambini che la vedono e li invoglino anche a mandare i loro contenuti, perché noi li vogliamo vedere loro recitare
e vogliamo mandare loro che parlino fra di loro. Noi possiamo essere il mezzo e loro invece possono essere gli attori. Vi ringrazio infinitamente, grazie Andrea, grazie Max, grazie a tutti voi e grazie alla... Mi è arrivato un foglietto che dice perché prima ci pagavi la regia. Va bene, ciao a tutti, arrivederci. Ciao.